Si sa, a volte le divisioni, le spartizioni generano delle diseguaglianze, generano dei dissapori, delle liti, a parte che sparte ricchezza diventa povertà, questa è regola generale, ma si sa che a Napoli chi sparte e sa spartere aveva meglio parte, quindi chi fa le divisioni di solito si appropria di, come devo dire, del murzatiello saporito. Ma chiudiamola qua, non voglio generare, non voglio mettere un pepe in culo alla zoccola parlando di divisioni ereditarie, perché in lingua napoletana però quando uno vuole però prendere tutto, vuole arraffare tutto, vuole fare l'asso, piglia tutto, a Napoli si usa dire un modo molto particolare: e che stiamo facendo qua? Tutto a Gesù e niente a Maria? Sì, è un modo di dire molto diffuso, che sembrerebbe trarre la sua origine al fatto in generale che nelle Sacre Scritture il ruolo di Gesù, come devo dire, è molto centrale, no? La nascita, la morte, la resurrezione. Quello di Maria sembrerebbe un po' più defilato, tutto a Gesù e niente a Maria nella distribuzione dei ruoli, ma questo non è vero, perché a Napoli siamo legatissimi al culto mariano, per esempio, e nel mondo intero. Però a Napoli c'è invece una storia, una leggenda, prendetela come volete, che fa risalire l'origine di questo detto, tutto a Gesù e niente a Maria, a un'antica rivalità fra due ordini religiosi, fra i gesuiti e i domenicani. Ma vi spiego la storia com'è andata. Per raccontarvi questa leggenda siamo proprio davanti alla chiesa di Gesù e Maria, dietro Piazza Mazzini, su alla collina di Pontecorvo. Insomma, questo è un convento domenicano fondato da Silvio da Tripalda nel Cinquecento e poi rifatto in stile barocco da Domenico Fontana. È un complesso architettonico straordinario. Accanto c'è il convento che poi divenne ospedale di Gesù e Maria, specializzato nei problemi dell'udito e della sordità. Orbene, si racconta che nei secoli scorsi un ricco napoletano, insomma, stava per tirare le cuoia e accanto al moribondo i gesuiti avevano saputo che c'era la possibilità che questo gesuita potesse lasciare tutto all'ordine, alla compagnia di Gesù. Si sa, molte persone che hanno fatto tanti peccati in vita, hanno fatto una vita dissoluta, magari provano mo a lavare la loro anima, la loro coscienza facendo una generosa donazione agli enti religiosi. Un detto dice: oriavole quando si fa vecchia, si fa monaca cappuccina. E fu così allora che questo gesuita arriva al capezzale del moribondo dopo aver saputo che, insomma, che sta per tirare le cuoia, e in qualche modo convince, insomma, il nostro moribondo a lasciare una generosa donazione alla compagnia di Gesù. E la leggenda racconta che i domenicani rosicavano. E allora un frate domenicano dell'ordine appunto di Gesù e Maria, un certo padre Fontanarosa, insomma, fece la faccia tosta e si presenta anche lui al capezzale di questo moribondo e pregando e parlando si fa confessare che lui aveva lasciato tutto agli enti religiosi, tutto alla compagnia di Gesù. E lui, tutto sorpreso, dice: no, scusate, che avete combinato? Ma come avete lasciato tutto a Gesù e niente a Maria? Scusate, quello poi è capace che la Madonna si offende. Un maronna che ha combinato. E allora convince il vecchio moribondo che è il caso di richiamare il notaio e di aggiungere alla compagnia di Gesù la parola e Maria. Lascio tutto alla compagnia di Gesù e Maria. Con questo stratagemma il furbo domenicano fece in modo che tutta l'ereditò andò alla congregazione appunto di Gesù e Maria, fregando appunto i gesuiti. E poi in fondo non è affatto vero che in lingua napoletana va tutto a Gesù e niente a Maria, anzi i napoletani hanno una devozione mariana straordinaria. I napoletani, quando giustizia è fatta, dicono: a Maronna è grande. Ecco, ogni tifoso napoletano, se viene assegnato un rigore contro il Napoli e se per caso il portiere del Napoli lo para, tutta Napoli afferma: a Maronna è grande. Ecco, quando il destino è stato buono con te, assa fa Maronna. Se uno si affida alla Madonna, Madonna mia fa tu. Se uno ti accompagna, ti auguro una via sicura, a Maronna ti accompagna. Insomma, i napoletani non fanno pigliare collera a nessuno, perché pensate che c'è una locuzione, diciamo, di grande sorpresa. Il napoletano mette in mezzo tutta la Sacra Famiglia. Gesù, Giuseppe, Sant'Anna e Maria, tutti quanti, tutta la famiglia. E con la rubrica diamo la collezione del VG21, grazie.